CP, ho bisogno di andare in toilette, vieni con me. Andiamo in toilette. Nella toilette. Dai, andiamo. Andiamo? Dai. Oh, che fatica. Ah. Ciao, vedi Italia, questa è solo dimenticanza. Io da anni che dico di prendermi un pallone da basket, ma poi avevo cambiato idea. In effetti, se ci pensi, andrebbero bene quei palloni tipo da beach volley, quelli duri, hai capito? In modo tale che puoi giocare magari quando ti trovi con gli amici, con la lescia, a pallavolo, tutto quello che vuoi, e vanno benissimo anche per i canestri, per giocare a basket. Cioè, guarda qua, io adesso mi faccio 2 tiri, che per le cervicali era il massimo, cavolo. Vabbè. Ti infastidiscono le mosche? Devo ancora comprarmi il portabici Italia, quella era un'altra delle spese, diciamo, che volevo fare, perché è una cosa per me importante, perché ripeto, questa è la mia casa, però quando mi devo muovere il mio mezzo di trasporto, ossia la mia auto, moto e scooter, in realtà sono le gambe, ok? E i roller ci ho rinunciato, ho detto no, scomodi, non mi vanno bene. E lo skate elettrico, che per carità è eccezionale, ma il mezzo numero uno resterà sempre comunque la mountain bike. Quindi come già dicevo, non ho sembravo quello di Trainspotting, sai, guarda, pettinato così, l'astinenza da nicotina e tutto quanto, quando si appoggiava sopra il cofano, è presente la scena, uguale, vabbè. Comunque dicevo, avevo già spiegato, non ho intenzione di portarmi via sempre dietro la bicicletta, però in situazioni come questa Italia, cioè, guarda, cioè, io adesso sì, veramente, guarda che bel giro. Mannaggia, ma veniva anche il CP, veniva, vero CP, un bel giro te lo saresti fatto anche te, senza straffare, guarda, è andato anche via il sole, guarda che bello, guarda che pace. Senti, Grilli e Torrente, che è la mia toilette, via che devo andare in toilette. Oh, qua, o il CP ha scoreggiato o sono passati dei cervi. Arrivati a questo punto devo solo scegliere, devo solo capire, valutare se come toilette è meglio avere questa visuale qua o questa qua, perché guarda, questa ha anche le cascatelle, vedi, che stimolano la diuresi, altro che l'acqua là che fa pubblicità e cicette in televisione. Ma che, le cascatelle del Singano, queste qua te pissi d'osso anche se non te vuoi. Beh, non si poteva lavorare con una giornata così, no? Dopo la notte in bianco della zanzara, cioè bisogna rilassarsi un attimino qua, ma sì, senti. Più che altro sono venuto qua a isolarmi per disintossicarmi dal tabacco, perché qua chi trovi? Cioè, a parte i francesi che sono passati prima, che gli ho scroccato una cicca dopo 2 o 3 giorni che non fumavo, vabbè. Però vedi, non me lo sono volutamente portato via, e anche volendo, anche mi viene una crisi, non c'è qua tabacco, hai capito? Sono da solo. Quindi è un po' come quando su Trainspotting, questo forse è il motivo per cui adesso ho questa capigliatura, lui si chiude nella stanza, si prende tutti i junk food, no? Tutte le merendine, le robe per passare l'astinenza, cosa aveva preso, poi il latte, tutte quelle cose là, insomma, quindi niente, sono venuto a fare la mia purificazione in montagna, insomma, non mi sembra neanche un posto buttato proprio a caso, guarda che cacchio figata, dai! Il CP approva questo elemento, tra l'altro oggi, non so neanche che giorno è, sarà tipo, cosa stai cercando Andy? Che tipa di cane, e sarà tipo il 5 agosto, una roba del genere, 6 agosto, e vai, stavata, aspetta che teniamo, guarda che lavori, mi hai lavato anche me, serviva che mi lavavi. Non avevo bisogno, sei molto gentile, ma non avevo bisogno. E insomma oggi mi hanno ridato il canale, però vedi, ho perso l'entusiasmo, perché quando ti fanno aspettare troppo una roba, tipo ci rinunci, cioè ti svanghi le palle, cioè, tutta l'attesa, tutto quello che hai dovuto penare per quella cosa inizia a essere, non dico magari superiore alla bellezza della cosa stessa, no?
però hai capito, un po' come quando sei all'inizio di una storia con una tipa, è più quello che ti fa penare e attendere di quello che ti dà, e alla fine dici ma vaffanculo, hai capito? Più o meno insomma quello che mi hanno fatto aspettare, quello che mi hanno fatto aspettare con il canale, nel senso no, non mando a fanculo il canale ovviamente, però mi hanno tolto un po' l'entusiasmo della serie. Prima dice è pronto, arriva, adesso ormai cazzo mi sono abituato a non averlo più, quindi ho perso anche un po' l'estro, no? di fare i video, la capacità, la naturalezza, quindi tutto questo ritornerà col tempo, un po' alla volta, la spontaneità, no? Perché adesso insomma dico boh, boh. Vabbè, vado a scaricare la mia astinenza da nicotina sul cibo. Cacchio, non ho preso neanche la farina di riso. Perché devo farmi le zucchine impanate con la farina di riso. Italia, guarda che bella vista al risveglio che devo avere domani, guarda. Con la casettina in legno tipica di montagna, con quei gerani, bisogna andare da Scioretta e dire complimenti Scioretta per i gerani, sì, tutte le piantine messe bene in giardino, sì, è molto molto tipico. Mentre un po' meno tipico le case che vedi di là, che quelle sono già più anni 70-80 e sono più case tipo di pianura, tipo le case comunali che ti davano, hai capito? Quindi manca quel tocco di tipicità, no? Del legno che si contrasta con la parete bianca, se le tipiche case di montagna con quei gerani appunto come ha messo la signora, e questo insomma dispiace. Adesso quasi quasi vado lì, gli suono i campanelli di quella gente là, gli dico oh, è un modi? No, aspetta, oppure potrei lanciargli il CP nella finestra, ma sì, tipo in certi film, no, che gli facevano trovare la testa di cavallo nello zerbino, hai capito? Io gli lancio il CP come, cioè, uno dovrebbe capire, insomma, no? Praticamente loro credono di aver fatto una cosa intelligente e gradita, no? Mettendo questo sistema dove poi per sganciare, vedi qua, guarda qua come è fatto, no? Tu praticamente devi spingere verso l'alto, rigirare e tac esce. Sì, non è sempre così, soprattutto quando magari sei di fretta, che sta arrivando il vento, la pioggia, oppure magari quando sei sotto il sole cocente, quindi puoi immaginare che è un grandissimo motivatore di imprecazioni. No, perché Italia dita flammetti così adesso, cioè perché faceva schifo il pirulino col gancetto da infilargli dentro come una volta, no? Massa schifo, massa semplice. Chiuso il CP in tempo. Stelino, caro. Boh, gliel'ho chiusa così si annusa. Allora, lui è un maschietto, ha fatto la pipì nell'angolo e lei giustamente gliel'ha fatta sopra. E mi dava i segnali di gioco, ma questo non mi tranquillizza per niente, perché Amy usa dare sempre i segnali di gioco in modo che gli altri prendano un po' di confidenza, e quello è il motivo per il quale dopo lei si sente in diritto di pestarli a sangue. Quindi evito. Guarda, vedi, lei fa così, vorrebbe, però appena lui dopo si avvicina un po', veramente son cacchi. Ti piace, Amy? È un bel bubetto. Pussa un po' però, vero? Sì, no che te pussi manco, non te scherzi neanche a te. Però insomma, voglio dire, guarda, che vanno a controllarsi, che non si piscino sopra a vicenda. Sono terribili sti cani, oh. Guarda. Hai trovato quello giusto, sì? Non capisco neanche se è giovane o anziano questo qua, oltre a non capire di chi è, da dove viene, perché viene. Boh, al dietro un po' sbilenco, però non mi sembra anziano. È strano. E lui dice: perché non vieni fuori anche tu, cane? E perché un cane malvagio deve stare chiuso, hai capito? Sì, non posso mollartelo, cara. Sì, lui è venuto qua a controllare, sta pisciando dappertutto.
gli stai dicendo al CP questo è mio, però ragazzo tu non conosci il CP, hai fatto una cosa, un affronto diciamo imperdonabile al CP, e il CP sembra tranquillo ma il CP se la lega, vero CP maledetto? No, adesso un motivo in più per tenerla chiusa qui, sì sì sì, cioè c'è lui che sta assegnando il territorio a 1000, cioè no, non puoi fare ste robe avanti al CP. Dai cane, vai via così porto fuori il mio CP. No? Adesso si è stabilito qua, porca miseria, cos'è che avevo detto prima Italia? Cioè il discorso che dicevo che non c'era niente di cui preoccuparsi, hai capito? Che non c'erano cani, eccetera, eccetera, invece, allora qua, non salire, sai? Sta all'occhio, qua altro che CP, arriva Singano, SP, Singano pericoloso, caro. Non pisciamo su pulmin, sa? Ocho. Nine su pulmin. Hai capito? Nine. Se va via. Qualcuno da frega, un bel poaretto. Che strano, è per un misto volpe, un misto lupo, un misto pastor tedesco. Che forte. Chissà cosa servono le zanzariere, io non lo so. A parte tutto, no vabbè, guarda, fuori ce ne sono il disastro. Ma da dove cacchio stanno entrando? Cioè, quella è la domanda. Perché ok che le zanzariere non sono proprio il massimo, però mi sembrano o entrano dal bordo qua, mi viene da pensare, guarda che roba, o entrano da sotto e entrano da qua, eccole là, vedi, da quei buchi là. Porco cane, sono circondato di moscati. Vabbè Italia, insomma ti sei perso le mie cose culinarie, ma praticamente avevo provato a fare le patate in forno, solo che poi guardate bene che stanno venendo, l'adoro sta pignata qua la casa nuova, veramente è fantastica, e ci metteva troppo tempo, l'ho messo là col grill, ho detto vai mona, no, non è roba da patate, e allora le patate le ho travasate qua nella pentola, ovviamente ho messo un filino di olio di oliva, ovviamente ben spalmato su tutte le patate, anche perché insomma qua chiudi, sgrolli così e quindi si sistema il tutto. E poi io direi, vediamo i cassi di Singano, guarda, secondo me, eccolo qua. Sì, l'insaporatore per patate fritte e arrosto, 100% naturale, con erbe fresche e sale marino, quindi è già salato. CP, tu hai già mangiato, che non fai la furba, che non richiedi da mangiare di nuovo. E un giorno, no, voglio farlo, praticamente su internet trovi i video degli informatici che ti parlano, ti raccontano della loro postazione di lavoro, del computer, gli hard disk, come è messo e tutto quanto, e voglio farlo anch'io. La mia postazione di lavoro in camper e ti descrivo tutto quello che c'è, come è collegato, come funziona, quasi quasi. Sì. Quindi non la prossima puntata ovviamente, ma quando me ne ricorderò e quando avrò voglia ci sarà la puntata informatica della postazione di lavoro di Singano. Anche se ora come ora sarebbe interessante una puntata per capire come tenere fuori sti moscati, perché guarda che roba sono circondato, porca miseria. Allora è vero che siamo in montagna, quindi l'unica luce sono io, ok? Però cioè, mi sembra assurdo tutta sta roba. A sto punto, appena sono finite le patate, niente, devo chiudere. Chiudere? No, ma neanche, no. Cosa faccio? Muoio dal caldo, accendo il clima? No. Forse non tutti sanno che c'è sempre la mia magica lampadina che fa anche da zanzariera, che funziona a 1000. Ovviamente però, cioè, per funzionare devono essere spente le luci, perché se ci sono le luci accese, cioè il blu non fa niente, hai capito? Tra parentesi, il blu è il colore che attira di più le zanzare, quindi se per caso, non so, in un momento così di solitudine, dopo troppi anni che sei single, hai bisogno di farti ciucciare da qualcuno, puoi farti ciucciare il sangue dalle zanzare andando fuori vestito di blu. Thank you.